Mambrini ha voluto che l'operazione si chiamasse Uncle Frank. Franco De Poli, le 5 W del giornalismo. La prima è quando? 19 di aprile, ore 21. Dove? Sala San Felice di Trichiana. Chi? Il concerto del progetto Uncle Frank, che è un progetto che ormai io e i miei compagni di viaggio portiamo avanti già dal 2019. Praticamente è un concerto racconto dei musicisti che usano la chitarra nella musica moderna, non quelli più famosi, ma quelli meno famosi, ma che hanno lasciato il segno. Quindi mi hai già risposto anche al che cosa e perché, insomma mi hai detto che cosa succede e va benissimo. Hai detto 2019, Sì. Tu nel 2018 eri arrivato a un traguardo importante perché erano i 50 anni di batteria, tu sei un batterista, e in quell'anno hai pubblicato un libro che insomma resterà una tappa nella storia della musica della provincia di Belluno, no? Sì, perché volevo scrivere qualcosa che per ricordare a me soprattutto cosa era successo nei 50 anni precedenti. Poi è successo che mentre scrivevo mi stavo accorgendo che stavo scrivendo la storia della musica bellunese di quegli anni. Per cui questo libro si chiama La mia vita parallela, che adesso è andato completamente esaurito, racconta praticamente 50 anni della musica dal beat dei complessi anni 60 appunto a tutto quello che è successo dopo, parlando di locali, parlando di musiche e musicisti. Ecco, ma allora tu, dicevamo appunto, sei un batterista, però questa iniziativa che presentate, di cui stiamo parlando, del 19, invece si incentra sulla chitarra, giusto? Sì, no, perché quando è uscito questo libro mi sono reso conto che ci potevamo agganciare anche un concerto a questa cosa, e ho chiesto al mio vecchio amico Mambrini, col quale ho suonato per 40 anni, bisogna. sì, se potevamo fare qualcosa insieme. Lui si è reso entusiasta del progetto e abbiamo coinvolto Mauro De Luca, chitarrista, e inizialmente Stefano Di Tommaso alla chitarra basso, e abbiamo cominciato a mettere giù un repertorio, accorgendoci che tutti i brani che mettevamo in scaletta, tutti quanti avevano la chitarra, non c'era nessun brano dove non ci fosse un intervento di chitarra, per cui abbiamo detto vediamo un po' cosa succede se scegliamo i brani dove ci sono dei chitarristi che hanno lasciato il segno nella musica moderna, non Jimi Hendrix, non Eric Clapton, ma bensì i chitarristi che sono più conosciuti dai chitarristi stessi che dal pubblico vasto, insomma, ecco. E il mitico pianista Mambrini non si è offeso per questa virata sulla chitarra? No, assolutamente, perché è un divertimento certo. che abbiamo scelto di fare così. Ma allora dimmi un po' bene chi siete, allora, chi sarete? Allora, i tre che vi ho detto prima, al posto di Stefano Di Tommaso che non c'è più, adesso c'è un bassista che si chiama Andrea Cuzzuol, che è molto bravo, molto jazzista tra l'altro, per cui un valido innesto nell'Uncle Frank, perché Mambrini ha voluto che l'operazione si chiamasse Uncle Frank, e così, tra l'altro è la prima volta che facciamo un concerto con Andrea. Ah, ok, d'accordo. Divertente è questo, che l'unico bellunese sono io, perché adesso Mambrini abita a Conegliano, il chitarrista è di Conegliano, Andrea Cuzzuol era di Vittorio Veneto, adesso abita a Trichiana, ma comunque l'unico bellunese sono io. Ecco, ma questa cosa qui, quindi se è un progetto, avete intenzione di portarla in giro, volete farlo crescere? No, noi l'abbiamo già portato in giro abbastanza giù per i teatri della zona di Conegliano, Pordenone, la zona. Una volta l'abbiamo fatto a Castione, adesso lo stiamo rifacendo a Trichiana. Che pubblico ti aspetti? Oppure diciamo così, che tipo di pubblico inviti?
Chi deve venire a vedervi? Allora, tutti quelli che amano la musica, ma non nel senso lato, proprio quelli che sono curiosi di sentire come noi eseguiamo questi brani, che sanno tecnicamente come può essere un concerto, e le difficoltà oppure i divertissement di questo tipo di musica, e soprattutto gente che vuole ascoltare ancora buona musica. E qui dovrei entrare in polemica, ma mi fermo qua, perché purtroppo adesso la buona musica è sempre meno veicolata attraverso i concerti. Sì. Le radio ormai trasmettono questa sorta di musica che faccio fatica a definire musica. Forse un concerto come quello di Uncle Frank probabilmente riuscirà a far divertire un po' di più la gente che ama la musica. Però magari potrebbe essere anche così un invito rivolto a chi ascolta l'altra musica a venire a vedere che cosa intendi tu, no? Che cosa intendete voi? Spero di sì. Ecco. Spero di ascolta, sì. Franco, se ci sei tu, penso che una percentuale altina sarà dedicata al blues o derivazioni varie, giusto? Sì, si parte proprio dal blues. Per dire, non andiamo a scegliere i chitarristi blues del delta del Mississippi, piuttosto che la Route 61 che porta da Los Angeles, da New Orleans a Chicago, quindi tutti i chitarristi John Lee Hooker, piuttosto che andiamo addirittura a pescare un chitarrista irlandese che parla del blues. Lui ha scritto questo brano che si chiama The Story of the Blues, e è un chitarrista irlandese che fa blues, e questo è Gary Moore. Poi, un sacco di aneddoti, perché tra un brano e l'altro io racconto appunto quindi ci sarà anche parlato, insomma, sì. E sarai tu che gestisci un po'. Sì, io col mio vocione. Col tuo vocione. Dobbiamo anche spiegare dove siamo qua, perché siamo all'interno che oggi piove, ma siamo all'interno di Fly Show. Ecco, stiamo scegliendo l'attrezzatura per il concerto. Realtà bellunese che garantisce tante volte la possibilità proprio di effettuare i concerti, perché forniscono tutte le attrezzature. Insomma, esatto. Ecco, che ogni tanto ci vedete più illuminati in volto, perché stanno provando qui un pannello, un LED wall, e questa è la spiegazione, insomma, di questa ambientazione. Benissimo, solo che qua c'è un problema: ormai ti tocca lavorare al prossimo libro, perché da quei 50 anni del 2018 sì. sono già passati 6, Franco. Sì, adesso quando entrerò in ospizio mettiamo che avrò più sezione, la sezione musicale. Invece che la mia vita parallela, la mia vita che fu, no, per il momento no. Ho fatto questa cosa, ripeto, perché volevo ricordare personalmente cosa era successo, perché sai, con gli anni si tende a dimenticare poi le cose. Però raccontaci, come ti sei avvicinato tu alla musica, alla batteria? Con quali autori in mente? Con quali maestri? Allora, io avevo avuto una grande fortuna quando avevo 8 anni, che un ragazzo che abitava vicino a me aveva un cugino che gli mandava dischi dall'America. Ah, caspita. Lui non ne fregava niente, perché lui era appassionato di calcio, per cui mi dava i long playing che arrivavano dall'America, e io ho cominciato a sentire proprio i primi blues, le prime cose, Fats Domino, piuttosto che Elvis Presley o tutta quella serie di rock and roll americano, per cui ho cominciato da molto giovane a interessarmi di musica. La fortuna era poi che avevo vicino un dancing, per cui andavo a vedere le orchestrine che suonavano, i complessi allora. E poi ho cominciato con la chitarra, ho cominciato a suonare la chitarra, sostituendo poi col tempo il batterista, che è nata la mia passione per fare la batteria e tutto quello che è successo. Insomma. Allora, per invitare di nuovo chi ci ascolta, venerdì 19 aprile a Trichiana, alla sala San Felice, che è di fianco alla chiesa. Di fianco alla chiesa, quindi impossibile non trovarla. Ti sfido a fare una proposta per prepararci
al concerto, un brano da ascoltare prima, di quelli che si trovano su YouTube. Sì, beh, sono tutti su YouTube. Un brano che noi amiamo tantissimo è Never Alone di Jeff Beck. È un brano che poi vedo che quando lo eseguiamo piace a tutti. È un genere di musica che è passato sotto il termine di ipnotico, e di questo grandissimo chitarrista che è Jeff Beck. Per cui se vi capita ascoltatelo, è un grande brano. Benissimo, perché siccome poi ci hanno promesso che sopra ci si divertiranno loro Sì. di queste cose, allora prima andiamo ascoltando qual è l'originale, poi sentiamo come loro ci si divertono sopra. Sì, assolutamente. Allora grazie Franco. Grazie a te, Gigi. Viva la musica, sempre, giusto? Quella buona? Quella buona, assolutamente buona. Ciao.